Lucio Tiozzo, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Oggi si è discussa in prima commissione consiliare della proposta di legge del PDL che riguarda l'autonomia, la proposta poi di indire un referendum con una serie di quesiti che appunto riguardano l'autonomia. Su questo il PD però frena e pone delle serie osservazioni e critiche a questo provvedimento. Sostanzialmente riteniamo questa proposta di legge inutile, perché tutto quello che viene chiesto, che dovrebbe costare 2 milioni di euro ai veneti, noi riteniamo che questi 2 milioni di euro per esempio dovrebbero essere utilizzati meglio per aiutare le famiglie in difficoltà, per aiutare le imprese che hanno bisogno di ripartire. Ecco, si chiede sostanzialmente ai cittadini dei dati che abbiamo già a disposizione. Il fatto che la Regione possa avere più autonomia è già previsto dall'articolo 116, 117 e 119 della Costituzione, quindi sostanzialmente chiedere ai cittadini di fare un referendum per presentare delle proposte che già stanno in capo al ruolo che può essere giocato in primis dal Presidente Zaia, che deve battere i pugni a Roma piuttosto che continuare a fare dichiarazioni vuote che nulla portano di nuovo a sostegno del sistema veneto. E poi soprattutto il ruolo che deve essere giocato positivamente a sostegno di questa iniziativa del Consiglio regionale. Se poi ci mettiamo che all'interno di questa proposta di referendum ci sono anche dati incostituzionali, quando si chiede ai cittadini veneti quanto vogliono dare a Roma e quanto vogliono trattenere, sostanzialmente una norma che non è nella disponibilità costituzionale dei cittadini veneti e quindi bisogna scegliere strade diverse, strade che portino maggiore autonomia, maggiore federalismo, maggiori risorse alla nostra regione, ma senza incorrere in quei vincoli che sono dettati dalla Costituzione. Ecco, dobbiamo evitare su questo tema di fare demagogia, di inseguirsi Lega e PDL su percorsi che noi non condividiamo, lavoriamo in maniera concreta perché i problemi dei veneti sono ben altri.